Buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. I titoli del nostro telegiornale. Caro voli, il governatore Schifani contro la speculazione invoca la mobilitazione sociale e politica, ma per il Partito Democratico è solo propaganda. Sospeso in via cautelativa il docente della scuola superiore IACI di Messina, indagato per aver abusato di 2 studenti minorenni adescati in chat. All'ospedale Ingrassia di Palermo un robot per la chirurgia ortopedica permetterà ai pazienti di non trasferirsi più negli ospedali del nord per essere operati. È il primo di questo genere in Sicilia. Calcio, festa giallorossa, un gol di Emma Usso manda in estasi il Messina che batte il Catania nel derby e si rilancia in classifica. Primo stop per Lucarelli che ora pensa alla Coppa Italia. In Serie B il Palermo nella tana della capolista. A Parma Corini cerca risposte dalla squadra scivolata all'8° posto in classifica. Ancora buongiorno, buona domenica, benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Apriamo il nostro telegiornale con la questione del caro voli. Il presidente della regione, Renato Schifani, invoca una mobilitazione politica e sociale e annuncia il ricorso alla Commissione europea. Ma per il PD le parole del presidente della regione di Forza Italia sono solo propaganda. Manlio Viola. L'Antitrust chiude l'indagine sugli esposti della regione siciliana e delle associazioni dei consumatori che ipotizzano un cartello fra le compagnie per far lievitare i prezzi dei voli da e per la Sicilia, ma il presidente della regione siciliana Renato Schifani non ci sta. Ci sono fenomeni speculativi, conferma, che non sono stati chiariti dall'Antitrust che ha respinto il nostro ricorso, ma confidiamo nei nuovi poteri che il decreto Urso ha dato all'autorità di garanzia per intervenire sull'algoritmo. Ma poi il governatore conferma la propria idea, ci sono prezzi fuori controllo da parte di alcuni speculatori. Schifani lancia quindi un appello contro il caro voli, serve una mobilitazione sociale e politica, solo facendo squadra si può combattere questo vero e proprio scandalo. Credo, continua, sia giunto il momento di alzare la voce, rispettiamo la decisione dell'Antitrust ma non la condividiamo, ci siamo anche rivolti alla Commissione europea che ha aperto un dossier sulla vicenda. Polemiche invece alle opposizioni, soprattutto PD. Per il capogruppo Michele Catanzaro il presidente Schifani deve fare pace con se stesso ed accettare il fatto che fino ad ora le sue iniziative non solo non hanno ridotto i prezzi, ma anzi stanno avendo un effetto boomerang. Per affrontare con serietà ed efficacia questo tema, dice ancora Catanzaro, c'è bisogno di interventi strutturali di lunga durata. Silenzio al momento da parte dei consumatori che attendono l'esito della seconda indagine dell'Antitrust e si dicono però disponibili a collaborare con le istituzioni alla ricerca di altre soluzioni, giudicando insufficienti comunque gli sconti applicati alla regione. Parliamo di infrastrutture, ma in Sicilia le strade non sono messe bene, il manto stradale ha ceduto e un'auto è finita nella voragine a Monreale, in provincia di Palermo, esattamente in via Fontana del Lupo. A bordo c'erano un ragazzo e la madre che hanno vissuto momenti di panico, ma per fortuna senza altre conseguenze, ed è stato necessario però l'intervento di una ditta di soccorso stradale per recuperare la vettura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Adesso ci spostiamo a Messina, parliamo del docente sospeso in via cautelativa per aver abusato, secondo l'accusa, di alcuni ragazzi che avrebbe conosciuto in chat. Il docente insegna allo IACI di Messina, sono in corso le indagini ma c'è il massimo riservo. Il servizio di Francesco Triolo. È stato sospeso in via cautelativa il docente della scuola superiore IACI di Messina indagato per aver abusato di 2 studenti minorenni. La decisione è stata presa dall'ufficio scolastico provinciale dopo l'apertura di una doppia inchiesta da parte della procura e del Tribunale dei minorenni di Messina sulla vicenda che avrebbe coinvolto il professore. L'indagine è seguita direttamente dal procuratore facente funzioni Rosa Raff e dal procuratore per i minorenni Andrea Pagano ed è affidata ai carabinieri che hanno raccolto le denunce degli studenti e dei loro genitori ma mantengono il massimo riservo sulle indagini
indagini, anche se avrebbero già ascoltato alcuni dei ragazzi come persone informate sui fatti con il supporto di assistenti sociali e psicologi. Il docente, 35enne, avrebbe pubblicato annunci espliciti su delle chat per avere dei contatti con i ragazzi. A quanto sembra, l'uomo avrebbe avuto anche incontri nella sua casa con alcuni degli alunni e che avrebbe anche pagato i ragazzi per le prestazioni sessuali. Gli investigatori stanno approfondendo tutti gli aspetti di questa storia, per esempio come il professore avrebbe adescato gli alunni o i ragazzi che poi avrebbero acconsentito ad avere rapporti sessuali con lui anche a casa sua, e se ci sia stata una sorta di ricatto da parte del docente verso i minori per sottostare alle sue richieste. A Catania il maltempo, che concederà una tregua solo nelle prossime ore, hanno affermato turisti e cittadini che hanno scelto di visitare il centro della città. Alle Ciminiere invece tutti in fila per vedere e visitare il villaggio di Babbo Natale. Servizio di Manuela Corsi. Passeggiate culturali, sagre, visite nei centri storici, mercatini di Natale. Le città siciliane sono ormai addobbate a festa e durante il Ponte dell'Immacolata sono tante le iniziative per cittadini e turisti. A Catania tutti in fila per visitare il Christmas Town, il villaggio natalizio inaugurato ieri alle Ciminiere che richiama visitatori da tutta l'isola. Venendo da Palermo per Catania, secondo me... Neanche il maltempo vi ha fermato. Perché, scusa, in Svezia non camminano con questo tempo? Hai portato i bambini? Sì. 1, 2, 3 e 4. Tutti tuoi? Sì. Veniamo da Cassibile, che è una frazione di Siracusa, abbiamo organizzato un pullman, 2 pullman, 110 persone. 110? Sì. Una delle principali attrazioni è la ruota panoramica con vista mare ed Etna, ferma però a causa del maltempo. Ci incuriosisce, però oggi con questo tempo non credo sia possibile fare qualche giretto, però molto, molto carina. La pioggia e il vento di oggi non hanno scoraggiato i cittadini, ma soprattutto i tanti turisti che sono presenti in città. Noi da Trani, Puglia, facciamo anche un giro per Catania. Com'è? Bella, vabbè, c'ero già stato, però è molto bella. Brescia. Ah, è la prima volta a Catania? Sì, prima volta. Bella. Il tempo No, il tempo no, abbiamo portato sfortuna. Visitiamo la bella città, quindi tutto quello che ci offre. Domani invece saremo su a Taormina. Ok, da dove venite? Da Biella. Ieri siamo state in centro Catania, qui, e poi siamo andate sul lungomare. Veniamo da tutte le parti d'Europa, diciamo. Io sono romana, lui è greco, bulgaro. Ad attrarre i tanti turisti non solo le bellezze della città, ma anche il cibo siciliano. Well, I love pizza and pasta, so... E gli arancini, non ho ancora mangiato i cannoli. Tra cannoli e arancini c'è spazio anche a dicembre per una buona granita, accompagnata dalla brioche rigorosamente con il tuppo. Siamo abituati sia di granita che di Catania. Adesso a Messina per vedere l'accensione degli alberi di Natale e le piazze storiche ricoperte di addobbi. Una città scintillante, ce la racconta Francesco Triolo. L'atmosfera del Natale diffusa in tutta la città, una Messina che non sembra Messina, il commento di tutti per una grande festa che ha illuminato le piazze più importanti, regalando un percorso di luce, colori, di gusto e sapori natalizi. Messina si illumina dei suoi alberi di Natale, 6 accesi ieri sera dal sindaco e dalla sua giunta, con un percorso a piedi tra un brindisi ed un altro e con tante persone, famiglie, bambini ed un'atmosfera unica, quella del Natale. C'era tantissima gente e continua a esserci tantissima gente che sta prendendo in giro con noi e mi fa piacere perché vuol dire che c'è la voglia di riscoprire insieme. Abbiamo fatto il passaggio in via Cicerone con la scritta illuminata che è una novità, l'albero di Cesare Battisti con incrocio autopatonizzato di fronte all'Università del Tribunale che è un'altra novità. Da Piazza Municipio a Piazza Cairoli, luoghi simbolo dell'aggregazione in città, ma soprattutto la scommessa vinta di chi è riuscito a recuperare e far riscoprire a tanti messinesi e non luoghi quasi dimenticati, con un comune denominatore, il riappropriarsi di alcuni spazi. Via Laudamo accanto al Teatro Vittorio Emanuele, col mercatino e il grande albero acceso, la piazza di fronte all'università con l'albero per la prima volta acceso con luminarie pur essendo lì da 80 anni. Piazza Losardo, dove negli ultimi mesi è stata portata a termine un'importante azione di riqualificazione. Un colpo d'occhio ovunque tra mercatini di Natale, luce e voglia di socialità. È una Messina che non sembra Messina.
Una notizia dell'ultima ora è di 3 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 6:15, alle 5:45 sulla A18 Messina-Catania. Il tamponamento si è verificato tra il Casello di San Gregorio e quello di Acireale in territorio di Aci Sant'Antonio. Nonostante l'orario mattutino nella zona si sono create lunghe code sul posto, oltre al personale del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale di Catania. E sempre a Catania il Comune continua l'opera di contrasto agli incivili che gettano rifiuti in strada, requisiti veicoli, sono partite anche le denunce penali, sono 11 le persone che sono state, i mezzi scusate, che sono state sequestrate, appartenenti a 11 persone che sono state deferite all'autorità giudiziaria, sono stati individuati tutti grazie alle telecamere di videosorveglianza. Atto vandalico nella notte a Giostra, siamo sempre a Messina, quartiere popolare, sfregiato il murale realizzato per la festa della polizia del 2022. Il servizio. Uno sfregio in piena regola ad un'opera che raffigura il tricolore di un agente di polizia con accanto cittadini di varietà che intendeva veicolare il messaggio del dialogo tra gli uomini in divisa e le persone comuni. A Messina è stato imbrattato il murales fortemente voluto e realizzato in occasione della festa della polizia del 12 aprile del 2022, celebrata proprio a Giostra, quartiere di periferia dove la lotta alla criminalità avviene isolato per isolato. Quello doveva rappresentare un simbolo, un messaggio dipinto dagli studenti del liceo artistico Basile. Un gesto grave che va oltre l'atto vandalico, ha detto il sindaco Federico Basile, mentre il questore Gabriella Ioppolo ha ribadito che la gravità è per il significato del messaggio che quell'opera aveva. Linee nere dipinte a X sul totale dell'opera e sull'agente raffigurato, una linea a barrare la scritta Polizia di Stato e l'hashtag Esserci sempre. Un atto che non sembra essere una bravata o una semplice spavalderia di qualche giovane, ma un gesto considerato inaccettabile, e anche i rappresentanti della quinta municipalità sono intervenuti auspicando l'immediato intervento delle forze dell'ordine affinché si faccia luce sul grave accadimento e venga al più presto ripristinato, perché la presenza della legge e dello Stato deve essere più forte di qualsiasi altro gesto. Stop ai viaggi della speranza, almeno questo è l'augurio all'ospedale in Grassia di Palermo, perché è stato inaugurato un nuovo sistema robotico per l'ortopedia che permetterà ai pazienti di non viaggiare più verso gli ospedali del nord. Ci racconta tutto Marco Gullà. Una piattaforma robotica ad alta tecnologia per la chirurgia protesica da alcuni giorni è in dotazione all'unità di ortopedia e traumatologia dell'ospedale in Grassia di Palermo. Il sistema Mako, in dotazione in Italia solo a 18 strutture, tutti al nord, è il primo in Sicilia ed è utilizzato per gli interventi di protesi totale di ginocchio, protesi monocompartimentale di ginocchio e protesi totale d'anca, e si compone di un braccio robotico, un modulo di visione e un modulo guida. Il braccio robotico praticamente permette di riprodurre sul paziente ciò che il chirurgo ha pianificato con estrema precisione sul software. Questa piattaforma robotica permette, interagendo con il chirurgo ortopedico, un'esecuzione dell'intervento di protesi di ginocchio totale e parziale, di anca e nel 2024 con l'arrivo del software anche della spalla, in una maniera e in una precisione che siamo al 99%, 0,1% di errore. Basta viaggi della speranza, questa nuova tecnologia permetterà a molti siciliani di essere operati direttamente all'ospedale in Grassia. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa, poi vi racconteremo cosa è successo ieri sera nel derby Messina-Catania. Nella seconda parte del nostro TG Sicilia parliamo di calcio, Serie C, il Messina si aggiudica il derby contro il Catania, ai giallorossi basta un gol di Emmausso per conquistare i 3 punti allo stadio Franco Scoglio. Prima sconfitta invece per il Catania di Lucarelli, che ora dovrà ricompattare il gruppo in vista dei quarti di Coppa Italia. Marco Carli.
Il Catania ricade nelle sue debolezze, quelle che erano rimaste sotto traccia dopo l'arrivo di Lucarelli e che sono riemerse nella sera del Francoscoglio: lentezza nello sviluppo della manovra, poca qualità e un secondo tempo lasciato agli avversari. Il Messina dal canto suo fa la partita che deve e cosa che non riesce al Catania segna. Il tecnico rossazzurro propone del primo Olivieri in porta, Castellini a destra per Bois infortunato, Zanellato in mezzo, Derrida sottopunta e Dubiscas davanti con Di Carmine acciaccato in panchina. Dubiscas e Marsura combinano in avvio con l'esterno che riesce a evitare l'intervento di Fumagalli ma indirizza debolmente in porta trovando la deviazione di Pacciardi. Tocca poi al Messina sfruttare una smanacciata poco convinta di Livieri che favorisce il tiro di Ragusa per nulla preciso nella conclusione. L'occasione più importante di un primo tempo scialbo è invece del Catania che colpisce la traversa con Dele di testa dopo un cross di Chiricò. Interviene Dubiscas che trova la deviazione di Pacciardi forse con un braccio. Nella ripresa in campo c'è solo il Messina, niente di trascendentale ma più del Catania. Ragusa alle polveri bagnate, buca e mezza rovesciata dopo una buona deviazione di Livieri su tiro di Emmausso. L'unica occasione etnea di Dubiscas con Fumagalli che manda in angolo. Un fuoco di paglia perché dopo un errore di Silvestri Zunno si invola verso la porta e riesce a far arrivare il pallone a Emmausso. Sull'uscita di Livieri il numero 10 indirizza nell'angolo eludendo anche il ritorno dei giocatori rossazzurri. La squadra di Lucarelli non reagisce, anzi è il Messina con Zunno a sfiorare il 2-0. Arriva la prima sconfitta con il tecnico livornese in panchina in vista dei quarti di finale di Coppa Italia. Mercoledì al Massimino c'è il Pescara di Zeman e il Catania dovrà provare nuovamente a risollevarsi come ormai è successo troppo spesso quest'anno. Il Messina dal canto suo ha colto la seconda vittoria di fila, un toccasana per la classifica degli uomini di Modica. In Serie B il Palermo oggi a Parma per cercare di svoltare in classifica. Rosanero in cerca di identità e di gioco saranno attesi dalla capolista, il servizio di Marco Gulla. Non c'è tempo per gli esperimenti. Eugenio Corini ha recuperato diversi giocatori e contro il Pami alle 16:15 potrà finalmente schierare la migliore formazione possibile. Il solo Ceccaroni non sarà disponibile per la trasferta del Tardini e al suo posto sarà confermato Marconi al fianco dell'inamovibile Lucioni. Al Palermo servono punti, la classifica inizia ad essere sbilenca rispetto alle ambizioni della vigilia del campionato, ma la sfida del Tardini è tutt'altro che agevole, il peggior cliente per un Palermo che ha perso identità, gioco e vigore. C'è anche una sorta di Ramadan in avanti. Brunori ha dimenticato come si segna. Nelle ultime 5 partite il Palermo ha realizzato solo 3 gol, uno al Brescia, uno alla Ternana e uno al Catanzaro. Ecco perché Corini domani riproporrà il tridente offensivo con Brunori al centro e Insigne e Di Francesco esterni alti. A centrocampo la variazione rispetto alle ultime uscite sarà l'impiego di Stulaz in cabina di regia. In difesa spazio a Mattei e Lund sulle catene di destra e sinistra, mentre al centro, come abbiamo detto, giocheranno Lucioni e Marconi. I ducali sono reduci dalla sconfitta ai calci di rigore contro la Fiorentina in Coppa Italia, una vera e propria beffa dopo una prestazione incredibile e che vedeva gli emiliani in vantaggio di 2 gol fino al minuto 83. Domani al Tardini, con fischio d'inizio alle 16:15, oltre 2000 tifosi rosanero sugli spalti. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale del mattino finisce qui, a seguire la rassegna stampa curata oggi dalla collega Emanuela Corsi. Vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà alle 13:30. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti.